Ritorna in onda Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Ma cosa? Cambia? Se arriva altri? Ma no, sempre Loredana e Gianquel. Ah, Ma sì, dai, che se coccoli, ormai siamo amici. amici? Sì. Amici se altro. Bene, buono, così. Ah, Ciano, Dimmi. come c'è? Eccolo. No tu, Brian, non dicevo a tu, domandavo al nonno. A me mi chiedi? Sì. Sì, buono, non c'è male. Ma perché? Perché stamattina avevi un qualcosa di strambo, non so. Ma di strambo? Ah, beh. Perché? Ma in letto eri tutto involticchiato con le coperte. Sì, ma non so io come ho dismesso. Dismescolato, Ciao, dismescolato, non si può dire dismissiato. Ecco, sì, come ho dismescolato. Ecco, bravo. Sì, ma è difficile però. Insomma, ero come tutto invericolato. Sì, eri tutto con le coperte, i linciolli. Linciolli. Era tutto un zuffo quel letto. Zuffo. Sì. Sì, ma sarà perché prima avevo caldo, dopo avevo gimma, non so, non ho dormito bene. Me ne accorto, era tutta la notte che ti ruotolavi di qua e di là. Scusa. Buono, ma gli era un qualcosa che ti pendeva. Ma pendeva. Sì, che ti piccava, Ciano. Sì, non so, era un poco il caldo. Ah sì, può anche darsi, ma forse avrai fatto anche qualche incubo. Ma incubo? Sì. Ma si può dire? Non sei triste? E dall'altra parte... Gian Giulio? Dimmi. Ciao, ormai non te ne lavori più, sono sempre là sul divano. Ma sì, per oggi ho finito. Stavo solo qua un poco con Dina. Ma sì, ormai te sta più con Ida che con me. Ma no, dai, ma dimmi, cos'era? Ah sì, che volevo chiederti, dove sei andato a finire il mio Toto? L'orsacchiotto, cioè mi l'ho lasciato sul letto, come al solito, e non c'è più. Lo qua, Dina. Dina? Sì. E cosa la fa col mio Toto? La sezzoga, sa come che sei? Ma dove? Ma scusa, è tutto morsicato, tutto che schifo. No, dai, non sta a dire così. Ha solo giocato un poco. Ma se è il mio popotto, se è il mio orsacchiotto, cioè, te capisci? Se è mio. Ah sì, ma l'ho trovato e si è messo a giocare. Sì, Ma sa, con i PC gioca un poco con tutto. sì, ma non col mio Toto, Ma non che ha fatto niente di male. No, tutto sbavazzà, morsicà, povero il mio Toto. Ma dai, aspetta. Cosa stai facendo adesso? Aspetta. Ti metti a lavorare? No, aspetta che cerco qua. Ma adesso te la devi fare le tue ricerche. Sì, ma aspetta. Ecco. Ma scusa, ma cosa sta cercando? Un altro Toto. Ma non ti troverà mai come il mio Toto. È un regalo storico. Me lo aveva scelto mio padre. Ma aspetta, qua su eBay si trova un poco di tutto. Guarda, non credo proprio che ti trovi il mio Toto. Aspetta. Mi sono ligata con un affetto particolare per lui. Ecco, guarda, questo è praticamente uguale. Dove mai? È come nuovo. Ma sì, che somiglia. Guarda, che anche conviene come prezzo. Sì, puoi cavare quel che ti vuoi, però... Guarda, non sei sintetico, sei puro cotone al 100%. Ma sì, ma non potrà mai sostituire il mio Toto. Sì, ma a Dina non che cambierà tanto. Ma scusa, Dimmi. ma per Dina te stavi cercando? Sì,
così la potrà cavare anche Ida e il suo Toto, come mamma. Boh, ma quindi Ida la se chapará lo sacchiotto nuovo. Sì, così ti seppeltinire il tuo Toto. Sì, tutto morsicà e sbavazzà. Era Casa Stipanci. E quei vis-à-vis? Orca, cosa è successo adesso? Ma se la sigla, se finì la puntata. Ma quindi finissi tutto? Ma no, dai, Giangiulio, è la puntata.